Austis, quindi siamo ancora in provincia di Nuoro. Abbiamo visto tanta gente, con qua il gruppo folk Sant'Antonio di Austis che è arrivata a Nuoro già da stamane, gente veramente da ogni angolo d'Italia, soprattutto turisti naturalmente richiamati dalla costa orientale, ma abbiamo incontrato gente che arrivava da Cagliari, da Sassari, da Portici, da Genova, da Trento, insomma c'è un po' tutta l'Italia. Sì, Austis è un gruppo attivo da pochissimo tempo, quindi gli abiti sono stati rifatti ispirandosi a modelli di fine Ottocento. Voglio segnalare che è il primo dei gruppi che in questa sfilata poi vedremo in altre comunità, che indossano, nel quale le donne indossano una sorta di manto sovrapposto al velo o al fazzoletto, un manto allungato, una sorta di mantiglia che ricorda quelli che poi vedremo nell'abito di Cagliari, di festa e di gala delle panattare cagliaritane, e che noi sappiamo essere presenti in molti abiti sardi e dei quali si è persa la traccia. Questo è un gruppo di recente costituzione. Abiti e quelli di gala del modello che ho descritto sono praticamente stati rifatti completamente, anche quelli maschili. Altra zona dell'isola, siamo a Carbonia, anzi in frazione di Carbonia, con l'associazione culturale Sant'Isidoro di Barbusi, che sfilano qui, dedicata a Sant'Isidoro. Noi nel TG ci siamo spesso occupati di questa festa, anche perché è stata ripresa in molti comuni dopo anni di abbandono, Nuoro compresa tra l'altro. Sì. Anche Nuoro ha ripreso da qualche anno la festa di Sant'Isidoro, che si tiene proprio dietro questa chiesa dove ci troviamo noi, dietro le Grazie, nell'antico rione di Seuna. Uno era il rione di Sant'Upredu, l'altro invece era il rione di Seuna, che era Sant'Upredu quello dei pastori, certo, mentre Seuna era il rione degli agricoltori, quindi Sant'Isidoro patrono degli agricoltori. Dobbiamo qualche spiegazione sicuramente ai telespettatori. Questo non è l'abito della frazione, ma il gruppo ha scelto di rappresentare la propria frazione con gli abiti da lavoro delle spigolatrici e dei mietitori. Questo è il motivo della presenza nelle donne delle gonne di cotonina, di camicie molto semplici e di questi semplici grembiuli in juta, e negli uomini la presenza del grembiulone di panno sovrapposto ai pantaloni di fustagno e alle camicie ordinarie, che erano tipiche del lavoro dei mietitori. Hanno ricostruito questo abito sulla base del